Cerimonia di apertura del nuovo anno sociale 2021-2022 del Lions Club Agrigento Host. Nella cerimonia, che si è svolta nella cornice dell'Hotel della Valle, del nuovo presidente Giuseppe Caramazza. All'evento erano presenti anche diverse rappresentanze di altri club agrigentini e non solo, premiati nel corso della cerimonia anche i soci più anziani del club, Calogero Bellavia, Calogero Savatteri e Piero Lovullo. Quindi il benvenuto al nuovo socio del club, il medico Silvia Caramazza, da tempo impegnata fattivamente anche nel campo dell'accoglienza ai migranti. La manifestazione è stata allietata dall'esibizione dei musicisti Federico Pivato e Alessio Nacuzzi. Nel corso della serata il neopresidente ha voluto dedicare anche una poesia di Ada Merini, letta dal past presidente Barbara Capucci, in linea con gli obiettivi fissati di attenzione verso il mondo dei disabili e alle donne vittime di violenza. Quindi l'intervento del past governatore Valerio Contraffatto, presente insieme a Salvatore Malluzzo, presidente del Leo Club Agrigento Host, al tavolo della presidenza, ha dato il benvenuto ai presenti e al nuovo presidente, insieme al suo staff formato da Adriano Barba segretario, Luigi Ruoppolo tesoriere e Maria Di Pasquale cerimoniere. Quindi l'augurio verso il raggiungimento degli obiettivi e alle iniziative che seguiranno nell'ambito dello spirito leonistico del We Serve. Sì, abbiamo iniziato l'anno sociale già con dei service importanti. Il primo, l'Italia Tutto in Bici per Amore, l'abbiamo svolto sotto il Tempio di Giunone e abbiamo affrontato una tematica importante qual è la mancanza delle infrastrutture della provincia di Agrigento e l'assenza totale di fondi previsti nel PNRR. A seguire abbiamo svolto un altro service di solidarietà, un service distrettuale, Una mano a chi ha bisogno. Ci siamo prodigati per raccogliere degli indumenti per i profughi afghani. Adesso stiamo svolgendo altri service in programma. Il primo sarà la mezza maratona, la 17ª edizione della mezza maratona della Concordia, che si terrà domenica 10 ottobre, e altri servizi che cercheremo di dare una mano di aiuto a chi è nel bisogno, alle donne vittime di violenza, alle persone con disabilità, agli anziani. E poi naturalmente non mancheranno i servizi cittadino, un progetto per la mia città, anche altri servizi che riguardano l'ambiente, la salute, i giovani. Cerchiamo di poter fare qualcosa per il territorio e per questa comunità.